Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Catania rischia di perdere la vista, un agente della polizia locale ferito ieri in centro, la vittima colpita al volto con una pietra, arrestato l'aggressore. Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina crollata a Pistunina, mentre si cercano due dispersi, proseguono le indagini della procura per accertare le cause del disastro e le eventuali responsabilità. Ragusa, blitz dei carabinieri all'Anfas di Modica, arresti domiciliari per il presidente e un operatore, in tutto 13 indagati per maltrattamenti agli assistiti disabili. Palermo, scoperte e sequestrate 2 case di prostituzione a Bagheria, indagate 8 persone, in 2 mesi più di 400 clienti. A Catania attivate le bodycam al pronto soccorso del Policlinico, medici e infermieri potranno attivare le telecamere in caso di aggressioni e minacce. Calcio, si avvicina all'esordio ufficiale del Catania in Coppa Italia sabato, la sfida contro il Vicenza, neopromosso in Serie B, mercato in fermento, la dirigenza a caccia di rinforzi in difesa e in attacco. Ben trovati a Catania, un agente della Polizia Municipale è stato colpito da una pietra mentre tentava di fermare un giovane che importunava alcuni passanti sul viale Kennedy, trasportato d'urgenza all'ospedale Garibaldi. Il vigile urbano si trova ricoverato con gravi fratture allo zigomo e lesioni che mettono a rischio la vista da un occhio. L'aggressore, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio e naturalmente vi riferiremo altri particolari appunto di questa vicenda accaduta a Catania. Lo ribadiamo, il ferimento di un agente della polizia municipale, al momento ricoverato. E adesso andiamo a Messina, il palazzo crollato, è il 6° giorno di ricerche degli ultimi 2 dispersi. C'è un pool di periti che è nominato dalla procura e dovrà accertare le cause. Le indagini si concentrano su alcuni lavori che si stavano svolgendo al piano terra dell'edificio. Tonino De Mano. Si scava incessantemente con il caldo che mette a dura prova la resistenza dei vigili del fuoco che da giovedì, notte e giorno, cercano di recuperare gli ultimi corpi dopo il crollo della palazzina a Pistunina. Squadre specializzate di soccorso, nucleo cinofili, piloti di droni ed esperti nella conduzione di mezzi in movimento terra setacciano palmo a palmo quel che resta dell'edificio accartocciatosi su se stesso per un probabile cedimento strutturale sulle cui cause o concause un pool di esperti nominato dalla procura di Messina dovrà far luce. Ieri gli interrogatori di 2 dei 3 indagati per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, Pietro Leone, cugino delle vittime, ed Alessandro Panarello, che aveva commissionato i lavori per una macelleria, e sdrittato quello di Pasquale Dalì perché è ancora ricoverato per un trauma facciale riportato nel crollo. Tra le macerie si cercano ancora il marito di Rosa Leone, Santino Magazzù, ed il collaboratore domestico Lariu Varna Curarassia. Sono stati ritrovati nei giorni scorsi i corpi dell'imprenditore Carmelo Leone e delle sorelle Rosa e Sara e di Alessandra Frazzica, 21 anni, commessa del bazar cinese, la più giovane delle vittime. Per la morte di Alessandra, matricola del corso di laurea in lingue e letterature straniere e tecniche della mediazione linguistica, è arrivato anche il cordoglio dell'Università di Messina, che si stringe al dolore dei familiari. Sabato sarà conferito l'incarico per le autopsie e per ulteriori accertamenti tecnici, mentre i camion fanno la spola con il parcheggio rosso dello stadio San Filippo per depositare le macerie di un palazzo che, a detta di molti, scricchiolava e vibrava da diversi giorni. Proprio su questo aspetto la magistratura sta concentrando ogni sforzo per accertare cause ed individuare i responsabili del disastro. E aggiungiamo che proprio nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Messina, la caserma dei Carabinieri di Tremestieri, oggi sarà interrogato Pasquale Dalì, uno dei 3 indagati che è rimasto ferito nel crollo. Le ipotesi di reato, lo ricordiamo, sono omicidio colposo plurimo, rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e delitti colposi di danno. Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera dopo essere caduto dal balcone di casa sua al 2° piano di uno stabile di Carini nel Palermitano. Trasportato in codice rosso all'ospedale Cervello di Palermo, il bimbo ha riportato diverse fratture. Nonostante la gravità della caduta e dei traumi riportati, sarebbe rimasto cosciente. Indagano i carabinieri. Secondo le prime verifiche si sarebbe trattato di una caduta accidentale.
Sangue sulle strade ancora. Ieri vi abbiamo raccontato 2 fatti gravissimi, 2 morti gravissimi e purtroppo il bilancio degli incidenti continua ad aggravarsi. In Sicilia nella notte c'è stato l'ennesimo tragico scontro frontale intorno alle 3:30 sulla provinciale 98 che collega Enna e Val Guarnera. In un tratto di strada a senso unico alternato un giovane di 26 anni si è schiantato con l'auto nell'area di cantiere in prossimità di una galleria. Le cause sono ancora da definire. E adesso a un'inchiesta che ha portato a 13 indagati e 2 arresti domiciliari. Parliamo del presidente dell'Anfas di Modica e per un operatore. Una inchiesta che getta un'ombra su un'associazione da sempre punto di riferimento per l'assistenza alle persone con disabilità. Veronica Barbarino. Incredulità e sgomento a Modica per l'inchiesta dei carabinieri che ha coinvolto l'Anfas cittadina. Sono scattati infatti gli arresti domiciliari per maltrattamenti aggravati dalla posizione di garanzia per il presidente Giovanni Provvidenza e per uno dei suoi operatori. Coinvolti anche 12 lavoratori della struttura, tutti giovani ragazzi volontari e operatori di servizio civile, indagati a vario titolo per maltrattamenti nei confronti degli assistiti. A Provvidenza è contestata anche l'ipotesi di esercizio abusivo della professione infermieristica. Secondo la procura, infatti, avrebbe consentito ai volontari privi di qualifica sanitaria di somministrare farmaci agli ospiti della struttura. Per alcuni degli 11 indagati è scattato il divieto di frequentare strutture e associazioni che ospitano persone con disabilità, mentre per altri la denuncia è a piede libero. L'indagine, condotta dai carabinieri del NAS e della compagnia di Modica, è partita circa un anno fa, a seguito di una segnalazione, e si è sviluppata attraverso anche intercettazioni ambientali. Le accuse sono ora al vaglio della magistratura. C'è un sospettato, ma restano ancora molti punti da chiarire sul tentato duplice omicidio avvenuto nelle campagne di Riesi. Mentre migliorano le condizioni dei 2 feriti, i carabinieri continuano la caccia all'uomo. Sentiamo Rita Cinardi. È un 55enne con precedenti per reati contro la persona il principale sospettato del tentato duplice omicidio avvenuto nelle campagne di Riesi. L'uomo è ancora ricercato dai carabinieri che con il supporto dello squadrone riportato Cacciatori Sicilia di Sigonella continuano a battere le campagne attorno alla miniera Trabbieta La Rita, dove ieri un uomo di 58 anni e una donna di 40 anni sono stati feriti a colpi di pistola. Secondo quanto emerge dalle indagini, a indicarne le generalità sarebbe stato lo stesso 58enne ferito prima di perdere i sensi. Il movente resta però ancora da chiarire. Al momento non trovano riscontri investigativi le voci su una presunta infatuazione del sospettato nei confronti della donna, mentre resta assolutamente esclusa la pista mafiosa. È invece emerso che i 2 feriti erano legati da una relazione sentimentale. Intanto arrivano notizie incoraggianti dagli ospedali. La 40enne ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta dopo un delicato intervento di neurochirurgia è in miglioramento e, come confermato dal primario del reparto di rianimazione Giancarlo Foresta, non è più in coma farmacologico. Migliora anche il 58enne ricoverato al Cannizzaro di Catania. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto saranno fondamentali le dichiarazioni della donna, che verrà ascoltata dai carabinieri non appena le sue condizioni cliniche lo consentiranno. 2 appartamenti nel centro di Bagheria erano in realtà 2 case d'appuntamenti, luoghi di incontro sessuali concordati online. A scoprirlo è stata la polizia della procura di Termini Imerese. Manlio Viola. 400 clienti al mese, almeno 900 accessi documentati durante le intercettazioni e un giro d'affari ampio, anche se ancora da quantificare. 8 persone intente nel gestire il traffico sessuale in 2 appartamenti anonimi del centro di Bagheria in provincia di Palermo. È quello che ha scoperto la procura di Termini Imerese dopo mesi di indagini delegate alla sezione di polizia giudiziaria della stessa procura termitana. Al culmine delle intercettazioni video sul via vai di quegli appartamenti, il GIP ha firmato il provvedimento di sequestro di entrambi gli immobili, mentre sono 8 le persone indagate a piede libero. Il sistema di gestione del mercato del sesso era consolidato, tutto partiva da annunci su siti specializzati in incontri sessuali. Dopo il primo contatto online e la scelta della ragazza, seguiva il contatto telefonico per pattuire cifra, ora e luogo. I poliziotti hanno seguito l'iter e documentato il via vai di persone. 900 gli accessi ripresi nell'arco di poco più di 2 mesi, 400 i clienti. Poi è scattato il blitz che ha portato al sequestro degli appartamenti
appartamenti, ma anche di smartphone, computer e dispositivi elettronici in possesso degli 8 indagati. L'obiettivo degli investigatori è adesso quello di analizzare le chat e i tabulati per ricostruire la rete di contatti, definire con esattezza i singoli ruoli all'interno dell'organizzazione e verificare i flussi di denaro. Adesso una notizia: il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Mazzarrà Sant'Andrea in provincia di Messina, con affidamento della gestione dell'ente a una commissione straordinaria per la durata di 18 mesi. Ha inoltre deliberato la proroga per 6 mesi anche dello scioglimento di altri consigli comunali che comunque si trovano in Calabria. Per fronteggiare il caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera un nuovo taglio delle accise sul gasolio fino a 25 agosto. Lo sconto resta di 17 centesimi al litro. La misura vale 240 milioni di euro. Resta esclusa la benzina, che sulla rete autostradale ha toccato la soglia simbolica dei 2 euro al litro in modalità self. Andiamo ad Agrigento. Cresce la protesta dei cittadini per l'infinita emergenza idrica, mentre in molte case e nei ristoranti l'acqua continua a non arrivare. Per strada si disperdono migliaia di litri. Sullo stop alle autobotti esplode lo scontro tra Comune, AICA e gli operatori del servizio. Davide Sardo. Nuovo fronte di scontro sull'emergenza idrica ad Agrigento. Dopo la sospensione del servizio di approvvigionamento con le autobotti, il Comune attacca AICA e parla di una grave violazione dei diritti dei cittadini, annunciando anche possibili azioni legali. Lo stop al servizio è stato deciso autonomamente dagli autobottisti in contrasto con il gestore AICA. Dunque, anche a lei manca l'acqua a casa ed è costretto a riempire il recipiente? Prima avevo dei bidoni e sollevare i bidoni era troppo pesante, ora ho comprato questo qua e praticamente andare a fare fila di 3-4 ore là, sotto il sole, guardi come sono conciato. Io non arrivo a capire perché c'è questa ostinazione nel vietarci di avere l'acqua. Che cosa abbiamo fatto di male? Intanto, mentre in molte case e in diversi ristoranti l'acqua continua a non arrivare, lungo le strade si continua a sprecarla. Come mostrano queste immagini, un vero e proprio fiume d'acqua fuoriesce dalla scalinata tra via Manzoni, via Venezia e via Torino, sotto lo sguardo impotente di cittadini e residenti. Questa è una situazione che non può in alcun modo andare avanti, c'è profonda inefficienza e viene osservata anche sul fatto che riscontriamo, denunciamo e segnaliamo perdite idriche dovunque e non c'è quel servizio capace di garantire il ripristino in maniera immediata. Il Comune ha convocato un tavolo tecnico urgente con AICA, ATI e tutti i soggetti coinvolti per fare chiarezza sulla vicenda e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Se non arriveranno risposte concrete, Palazzo dei Giganti è pronto ad avviare azioni legali a tutela dei cittadini. Il commissario nazionale per la frana di Nicemi venga in consiglio comunale a riferire pubblicamente sullo stato degli interventi e sulle ragioni dei ritardi nell'avvio dei lavori. Lo chiede il comitato evento franoso, che rappresenta gli sfollati di Nicemi che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni e le attività per la frana degli scorsi mesi. Inoltre denunciano il ritardo nell'avvio dei lavori e nelle procedure di ristoro per le abitazioni coinvolte, oltre alla situazione di incertezza che vivono molte famiglie da più di 6 mesi perché non conoscono ancora la sorte della propria casa. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per andare al Policlinico di Catania, dove sono state attivate per la sicurezza degli operatori le bodycam. Ma tra poco. Siamo tornati in studio. Sicurezza negli ospedali. Al pronto soccorso del presidio Rodolico di Catania arrivano le bodycam per il personale sanitario. Ma sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Adelaide Barbagallo.
Un piccolo dispositivo da indossare sopra la divisa e all'occorrenza azionare. Sono le bodycam, da oggi in uso al pronto soccorso del Policlinico di Catania per garantire la massima sicurezza a chi cura e a chi viene curato. Da oggi medici, infermieri e operatori sociosanitari li indosseranno. I dispositivi non saranno sempre accesi, il personale li attiverà esclusivamente in situazioni di reale pericolo o di potenziale aggressione. Verrà emesso un segnale acustico e nel display apparirà la scritta dell'area in cui è scattata l'emergenza. Nel frattempo la bodycam registrerà tutto. L'obiettivo è fare da deterrente contro i violenti, tutelare chi lavora in prima linea e assicurare al contempo la serenità dei pazienti e dei loro accompagnatori. Consente alle forze dell'ordine di far scattare gli automatismi per cui possono intervenire non solo nel momento in cui avvengono i fatti, ma anche nelle ore successive, quando magari l'autore del fatto si è allontanato e scappato. Ovviamente è uno strumento, non è l'unico, va appaiato e accompagnato con la formazione dei nostri operatori per gestire i momenti di criticità che ovviamente accadono, perché è il momento più dedicato, di massima fragilità del soggetto in cui si appresta a entrare in un pronto soccorso. Tutto avverrà nel pieno rispetto delle norme sulla privacy e sulla protezione dei dati personali. Si titola Strepitus Silenzi, le notti delle catacombe, il viaggio tra spiritualità, teatro e memoria all'interno della catacomba di San Giovanni a Siracusa. L'edizione è arricchita quest'anno con l'inserimento della cripta di San Marciano. Orazio Longo. Il rumore del silenzio è la spiritualità, ma è anche il teatro, la memoria. Strepitus Silenzi, le notti delle catacombe, è la rassegna che ha preso il via a Siracusa nella catacomba di San Giovanni. La rinascita dell'anima alla vita eterna. Strepitus Silenzi come fragore del silenzio, questo silenzio che ci ricorda che questo luogo è memoria, è comunità, come le comunità dei cristiani che rendevano omaggio ai propri defunti. 15 serate per tutto il mese di agosto per immergersi nella storia di Siracusa attraversando le gallerie della catacomba. È un viaggio nel vero senso della parola spirituale, perché si entra in contatto con quello che è stato questo mondo che sembra così antico ma che è ancora così attuale. Tutto quello che vediamo in catacomba ci parla di vita. Oltre a Marinella Scognamiglio e Attilio Ierna, fanno parte del cast di Strepitus Silenzi Doriana Lafauci e Caterina Pugliese, musiche di Romualdo Trionfante e Luciano Maria Moricca. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa, torniamo col calcio. Siamo tornati in studio per il calcio, sta per alzarsi il sipario sulla stagione del Catania che sabato affronterà il Vicenza per il primo turno preliminare di Coppa Italia. Intanto il DS Varrà è a caccia di rinforzi. Il servizio. Si avvicina a grandi passi l'esordio in Coppa Italia con il Catania che a Norcia intensifica gli allenamenti in vista del primo test ufficiale, ovvero la gara di Coppa Italia contro il Vicenza, neopromosso in Serie B. Mancano pochi giorni alla sfida e mister Longo sta facendo salire i giri del motore, consapevole però di avere una macchina in rodaggio e soprattutto incompleta. In entrata servono almeno 2-3 innesti di qualità ed uno di questi potrebbe essere Yuri Rocchetti, classe 2003, elemento duttile capace di ricoprire più ruoli, esterno o centrale difensivo o laterale di centrocampo. Per l'attacco piace Massimo Coda, seguito anche in Serie B, ma l'età del giocatore, 37 anni e l'eccessivo ingaggio, non convincono pienamente la dirigenza etnea che nelle ultime ore avrebbe rivolto le attenzioni su Cosimo Patierno, da almeno 2 anni nel mirino del club di Pelligra. Patierno, la scorsa stagione da Avellino in Serie B, ha disputato 24 partite, la metà da titolare, segnando un solo gol. Score decisamente diverso l'anno precedente, sempre con l'Avellino, con 15 reti decisive per la promozione tra i cadetti degli Irpini. In uscita è ufficiale il passaggio di Stoppa al Campobasso, con le valigie pronte anche Dini e Di Noia. Questi ultimi sarebbero finiti nel mirino del Barletta. Capitolo abbonamenti, già 7.756 le tessere sottoscritte dai tifosi rossazzurri.
Gabriele Strefezza è arrivato a Palermo per iniziare la sua nuova avventura in maglia rosanero. L'attaccante brasiliano sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club siciliano per poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. Le sue parole: ha detto sono carico, voglio iniziare il più presto possibile, sono contento per la fiducia che mi ha dato il Palermo, darò il 100%. Queste appunto le dichiarazioni del giocatore al suo arrivo. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo il prossimo appuntamento con il nostro telegiornale alle 14. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.